L'ex scuola Littara di Noto diventerà un albergo con oltre 70 camere. La vendita è stata aggiudicata per 9 milioni e 10 mila euro, con un aumento del 12,5% rispetto alla base d'asta di 8 milioni. Questa operazione, dichiara il sindaco Corrado Figura, riqualificherà e rivaluterà un immobile che da circa 20 anni versava in uno stato di degrado e che con la nuova destinazione avrà anche una ricaduta occupazionale. Si conferma la crescita della nostra città in questi anni dal punto di vista culturale, turistico ed economico rispetto al 2019, prosegue il primo cittadino, quando questo progetto non si è realizzato neanche con una proposta di vendita a 3 milioni e mezzo di euro e conferma ancora una volta la credibilità della nostra amministrazione. Sono felice per la mia città, conclude, e per un bene che rappresenta anche la storia della mia comunità, che ritorna a vivere anche sotto un'altra veste e che consentirà di rendere, con un investimento di oltre 20 milioni, sempre più internazionale la nostra città.